Non ha acceso il microfono. Non ci credo. Buongiorno a tutti. Mi dicono che il microfono non funzionava intanto che commentavo classifica e partite della giornata. Un brevissimo riassunto: il 300 si è ritirato dal campionato, non sappiamo le motivazioni. Probabilmente per mancanza di giocatori. Ok. E partita interessante di oggi è quella della Tagliolese. Vediamo come andrà. Vediamo chi entra in campo. In panchina abbiamo Vincenzo, il mister Abu. I ragazzi si coprono perché non c'è freddissimo, ma c'è molta umidità. Comunque, la visibilità c'è, insomma, il campo lo vediamo. Sì. Mi hanno redarguito più volte che faccio una telecronaca di parte, ma dovete accontentarvi perché sono madre e questo è quello che passa al convento. Sono mamma. E quindi non potrò, cioè è difficile fare una telecronaca obiettiva. Ci provo, ma tifo. Sì, in effetti mi sono seduta. Vieni Cinzia, Sì, ti abbiamo. siamo tutti insieme vicini, così ci scaldiamo. Fatevi un po' più in là, Simone, un briciolo più in là. Riuscite a stringervi un po'? Aspetta, cosa abbiamo qua sotto? Qua c'è la sacca di Qui viaggio. va bene? Ricordatevi che il microfono è aperto. Le squadre sono a centrocampo. Allora, in campo per l'Union River abbiamo destro Mancin, Maghini Riccardo, Matteo, Cliff, Giolo Filippo, Eric, Alessandro degli Esposti, Alessio Maghini, Franklin e Savioli. Mi sembra di aver detto tutto giusto. No, guarda, mi fido ciecamente delle tue capacità, Cinzia. Io ti sono solo da spalla, il pezzo forte sei tu. Beh, certo. Hai detto Gianfilippo, chi è? Giolo, no, scusami, Giatti Filippo. Ho capito però Gianfilippo. Ho detto Gianfilippo. Bene, Gianfilippo è il nuovo. Il nuovo attaccante. Scusate, devo riprendere anch'io il mood telecronaca perché mi ero rilassata in questo periodo. Anche Eric c'ha bel cespuglione. Tutti hanno sempre, tutti, se tu li guardi, almeno che non abbiano i capelli ricci. Guarda però che bravi con le magliette gialle dello stesso colore loro. O blu. Bello. Ecco, Nicolò che avanza. Ecco Filippo. Scivolato, il campo un po' ghiacciato ovviamente, Sì. date le condizioni. Ha messo Riccardo Maghini centrale insieme a destro. Enzo in panchina. Ah no, C'è è anche- Gabri, c'è Gabri in campo. Sì, Mi sono ecco là. sbagliata Non lo prima. vedo, Gabri. Dov'è? È il terzino destro. Ah sì, è vero che adesso lo fa giocare di là. Sì. Che avevo detto che era Ale De e invece mi sono sbagliata. E Mirna non Ciao c'è. Eric. Bello! Bello! Peccato. Peccato. Niente. Peccato. Ah, si aspetta Dai, che ti dia dai, un su, rigore. su Filippo. Dai Filippo. Ah, no, scusa. Squadra avversaria sì, ma non. In che senso? Ma l'ho già visto, l'ho notato subito.
Recuperiamo palla a centrocampo. Proviamo a ripartire. Ripartiamo subito, bravi. Bravo. Bella triangolazione. No, Paletti. Bello, bella azione. Calcio d'angolo. Mi fa freddo Alessio. Maghi, il numero 9 nostro, con i pantaloncini così corti, con le gambe così scoperte. Beh, anche Tommaso, destro. Sì, in effetti è vero. Anche Clifford. Un po' di tafferuglio. Un po' di confusione. Un po' di confusione. Sta ripartendo il Baricetta. Bravo Riccardo. Bravo Riccardo. Bravo Riccardo, bravo. Retropassaggio a Luca. Bravo. Bravo. Peccato. Bravo. Avanti. Ho sentito lo schiocco da qua. Bello, bello. Vai Eric! No, No. peccato, bellissima azione, bellissima Bravi, azione, ragazzi. bellissima azione. Ha parato il portiere, tiro centrale. Occhio che è alto questo. Dai Gabri, Bravo Gabri. buttala via. Mamma mia. Uomo. Bello. Alessio. Vai Alessio. Bravo Nicolò. Vedi che però Vai, Eric, ad Alessio hanno concesso di mettersi la maglietta nera sotto. Hanno concesso di mettere? La maglietta nera sotto. Vedi che non è blu? Dipende proprio ma dipende dall'arbitro. dall'arbitro. Cioè, No, ma nero o blu dicevano di sì, forse, sai. sotto quella blu. Gialla, sì. Boh, vabbè. insomma. Esatto, non parli per la partita domenica prossima non parliamo. Bello. Bello, dai! No, peccato. Peccato, bellissima Bella azione anche questa. azione, Tutte belle bravo azioni fino Filippo, adesso. sì. Fino adesso tutte belle azioni. Un bel giro di palla, Bello, bravi. bella triangolazione. Vai Frank. Bravissimo. Bravo. Bravo! No, No, tirare. No. Vai Cliff. attento Cliff. Ah! Vai Cliff. Poverino in mezzo a due. Ha fatto il panino. Lancialo nello spazio, ho sentito. No, se aspettiamo che fischi, arriva il sole. Buon. Bravissimo. Bello! Adesso lo fai però. No, ma come si fa a sbagliare un gol così? Calcio d'angolo, gliela deviata il difensore. Gliela deviata. L'ha anticipato il difensore. Mannaggia Bellissima le azione. sardine. Non lo so, glielo chiedo lunedì subito, così gli do il tempo. Anche se loro l'hanno fatto abusivamente la prima all'andata. Sì, infatti. Ma posso dire? No, vai a prima. No, no. Ah, Ragazzi, occhio che palesemente spintone e non si può fare. l'ha visto però, dai, l'ha visto, l'ha Beh, visto. se Il non primo vedevo- fischio. Se non vedeva questo mi preoccupavo seriamente.
Oddio. Dai ragazzi! Ha tolto il microfono. Dai Savio. Bravo. Bravi, bravi ragazzi, bravi. Bella azione, Alessio. bella azione. Eh, Bella azione. No, no, dai. Dai. Dai ragazzi, su. Siamo partiti col piede giusto, dai. C'è tanta freddo. C'è tanta umidità. C'è. Vai Savio, ma no così, perché devi sempre scartare? Raga, Ce l'ha nel DNA. davvero. Destro, lancio Bravo, lungo. bravo, bravo. Questo ci stava. Perché è partito bene Niccolò. Fallo. Sì. Fischia. Saluto gli amici di Pieve di Cento, Gloria e Simone e naturalmente anche il mitico Batman. Se ci stanno guardando. Ci vediamo presto ragazzi. Ai 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 ai. Sì. Mamma. La nebbia si è alzata, Sì, però il freddo è rimasto. sì. Ma soprattutto qui Andrea, c'è un baretto dove bersi un No, caffè? vicino no. Cioè, sarà 150 metri. Ah, quello che abbiamo visto passando, capito. Bravo Clifford, bravissimo. Vai Alessio! Vai. C'è il campo un po' di merda comunque. E questo sarebbe anche... Ecco, bravo. Bravo arbitro, bravo arbitro. Bella azione di Alessio che viene fermato e ammonito il giocatore avversario. Vorrei farti notare il mio cappellino alla moda. Ehi là, come i giovani. Hai capito, Cinzia? Dai, calcio di punizione da posizione interessante. Ci vorrebbe Edo, ma Edo meglio stia in panchina a riposare. Sì, sì, per carità. Ne abbiamo bisogno domenica prossima. Esatto. Vi ricordo domenica prossima di sintonizzarvi sempre se avremo il consenso della squadra avversaria contro l'Ariano. Partitone. Con calma, su, sali. Abbiamo il sa che- mister in Tutti gli allenatori qua. Sì, 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 ci abbiamo visto in tribuna. Mannaggia, siete in due. Siete in due ragazzi. Attento Franklin. Vai Eric. Dagliela. Tira. Bella. Bravo. Bello. Bella, bella azione di Eric che fa un tiro che passa a pochi centimetri dal palo di sinistra del portiere. Secondo me è ispirato oggi. Eh sì, beh, per forza. Credo anch'io che sia molto ispirato. È motivato. È motivato, è motivato. Sì, sì, sì. Bah. Bravo. Via. Siete in due, sempre in due. Bello. Dai Matteo. Peccato. Ah, peccato. Dai Matteo. Bravo. Mamma mia che Matteo piccolo c'ha le gambe tutte squerte. Vai Pippo. Vai. Via subito! Abbiamo una doppia Non è che telecronaca. oltre a te hai un po' di camomilla? O il tè se vuole. Abbiamo una doppia Tra telecronaca. l'altro non ho neanche assaggiato, quindi spero di aver messo abbastanza zuccherino. E se no così ve lo bevete ragazzi.
Visto il freddo, Cinzia, ce la facciamo andare bene. Sì. Non ti preoccupare. Qualsiasi cosa che abbia una temperatura sopra gli 0 gradi ci va bene. Al lavoro ormai abbiamo la batteria del poncio. Ah, buono. Contro il raffreddore, contro tutto. Contro qualsiasi Bravissimi, bellissima azione, tutte triangolazioni. cosa. No, infatti c'è un buonissimo giro di palla oggi, li vedo. Devono stare un po' più attenti con i passaggi perché il terreno è lo so scivoloso. se- Porticoni. Signori, siamo sempre lì. Dai, Mago, bello, bravo, peccato. Gliel'ha deviato il difensore. Portiamo le ragazze per favore. Poi devo prendermi le parolacce da nonno Maghini Perché vuoi dire che le ragazze lo per aver svelato gli arcani di famiglia. Attento perché il nonno Maghini Mm. sa che fanno? Noi cambiamo due. sì. Sembremmo noi l'anno scorso. È vero. Anzi, vanno meglio. Arca miseria! Guarda qua veloce sulla sta- destra. Guarda qua Mamma sulla mia. destra. Ragazzi, c'è il 7 libero. Cliff, devi andare sul 7. Perché c'è già Riccardo, no? Boia? Eravamo già Ho detto giusto? Giustissimo, Ok. giustissimo. Bravo Alessio. Bravo. Bella. L'idea era giusta, l'idea era giusta, l'idea era Peccato. giusta. Sali, sali sul rinvio, sali che ti vedi fuori gioco. Lasci lì l'11 che ti tira. Ara. Ah, Ma se tu stessi zitto. infatti, ma lascia lì giocare. Anche l'arbitro che vuole giocare Bello. con noi. Stiamo giocando bene oggi. Sì. Tutti di prima, Marca, marca. triangolazioni. Siete l'uomo. Portiere. Ma rinvio del portiere. Sali, raga, siamo bassi. Salite. Metti il fallo, non te ne fischi. Meglio di no, lo so. Dai ragazzi. Bello! Grande! Grande! Non so. Ma Giatti, è Giatti? Sì, Ma è un bel, Giatti. ha un bel tiro Pippo. Primo gol. Primo gol di Giatti, Tu Filippo, metti il gol. Intorno al 20esimo, bellissimo da 15esimo. fuori aria. Come sta a fermarti? Molto bello. Dove siamo? Non vedo. A Cascais contrasto. Mi sembrano un po' troppo agitati i genitori della scuola. Sì. Dopo ricordami che ti dico una cosa. Riprende il gioco. Ecco, Mi hai segnato tu, Dorina? Filippo Giatti? sì, sì. Sì, già fatto. Il Cavallo è già 2-0 contro il Duomo, eh? Girala anche a sinistra, ragazzi, che c'è Cliff libero. Ma È troppo tardi adesso, sono spostati. Bravo Cliff. Troppo. bravo Eric! Aia. Occhio, le ragazzi, che vi zampe. fate male. No, queste qua palle c'è un po' alte, di, ti mettete giù, sti di confusione. Bravo, Gabri, bravissimo. bravissimo Gabriele. Bell'intercetto. Vai! E che passaggio? Ecco il gol. Vedi, io ho parlato e ho... Alessio, Bravo Segna. Gabriele e bravo Alessio. Hanno tutto fatto partito da Gabri, molto bravo. molto bravo. Bell'intercetto, bel passaggio, fa Sì, tutto sì, bene. sì, tutto perfetto. Centrale, qui in centro, a porta. Chi segna? Maghini Alessio, giusto? Confermate? Ok. Tanta roba. Bravo Alessio.
Porca miseria. Peccato, doveva tirare un pochino prima, aveva intercettato bene la palla. Chissà perché hanno aggiornato anche Ariano la vittoriosa 2-0. Hanno aggiornato 2-0 la Venezia. Guarda caso. Vince. Sì. Sì, ma come diceva prima, Ha fischiato. Perché ha toccato lui la palla, quindi Ho sentito un pim pim. Meglio. è un arbitro discreto. Mm-mm. No, Fuori. niente. Stai sereno. Sì, intanto siamo davanti Meno male. Bravo. Bravo. Leggermente meglio. Bravo, bravo. Sì, sta migliorando. Leggermente meglio. Apri le braccia, Cliff. Bravo. Vabbè, Questi qua vabbè, partono dai. proprio de spalla. Sono polemici anche. Effettivamente è vero, sarebbe stato calcio d'angolo. Sì, però scusami, uno che ti parte e fa boom. No? Ci può stare, dai. Magari è stato un po' troppo deciso. eclatante. Un po' troppo deciso. Cioè il gesto ci sta, ma lo devi fare un pochino meno evidente. Ah! Peccato. Dai Savio, non arrabbiarti, va bene lo stesso. Porca miseria. Sì, Cioè, esatto. veramente il calcio l'ha dato lui comunque. Vabbè. Comunque dai. Valentino Barro. Dai, ragazzi, Tutto il gol. tutti a destra. Beh, a Portovino sono tagliolese. Occhio lo so. perché queste punizioni qua. Di solito noi non siamo... Bravo. Bravo, Bravissimo bravo, Gabriele. Gabri. Un grande Gabriele lì. Oh, ma lo vedo, cioè quello è il suo ruolo secondo me. Bravo, sì. Sono di due brani, Delagnano passano per Calcio di punizione. Occhio. Bravo Cliff, bravo. Porca, no, dai Cliff. Adesso mi inventa. Bravo Nicolò. Bravo. Via, dagliela là, Gabriele. Bravissimi. Adesso Filippo. E Pippo, ma è veloce anche il 6, Bravo Filippo sulla fascia. La mette in mezzo, deviata, peccato. Idea buona. Però Bravo, Alessio la Matteo. riprende Vai, subito. Matteo. E anche Matteo ricostruisce l'azione, ma niente. Peccato. Riparte il Baricetta. Dai che esce il sole. Bello. Dai Cliff. Perché per lui? Bravo Cliff. Cioè, 2024. Tipo già e quindi... Bravissimo Cliff. Così dopo 80 sicurezza. Temporeggio Sì, bevendo sì, è spuma. diventato bravo Cliff. Solo giocando. È solo giocando perché Esatto, poi ti se tu sblocchi. non mi fai giocare. No, ma è bravo Cliff. Poi è corretto. Sì, esatto. È un bravo ragazzo. Bello. Bello. ci Vabbè, stava, dai, ci stava. ci stava. Stiamo pulendo la rete. Ma secondo me si riforma. Sì. È vero, sì. Vai Eric, bravo. Bello, Bello. Niente, bello. ce l'ha oggi. Deve farlo. Gol. Oggi Eric vuole Oggi segnare. Eric è abbastanza galvanizzato.
Sembrava manina. Occhio Riccardo. Bravo. Mamma mia. È troppo forte, va bene, va bene. Dai, dai. L'importante è non averli fatti ripartire. Anche perché non credo sia il ruolo di Riccardo quello del centrale. Sì, sì. Dai che andiamo dentro, dai che andiamo dentro. Vabbè, Il nostro regista ha dei dubbi. su questa decisione. Calcio di punizione dalla destra Io alla fine per il vedo Baricetta. silenzio. Bravo Luca. L'ha presa male, è andata direttamente sul nostro portiere, Luca. Riparte Gabriele sulla destra. Ecco Franklin, Savioli. Non si sono capiti, non si sono capiti, non si sono capiti. Fascia, lunga. Il mister Bravo. suggerisce al nostro numero 10 di guardare Filippo, che è l'11. Vieni su a sinistra ogni tanto. No, gli non piace c'è partire da nessuno. destra, gli piace partire da destra. Girati subito. Guardalo, c'è un sacco di spazio. Stanno tutti di là, non so perché. Non guardo adesso. Grande Gabri. Guarda Simone. Ma partitone oggi di Gabri. Danelese. Mirna, se sei in ascolto, c'è doppia porzione di pasticcio oggi. Sì. O di carbonara o di quello che prepari. Bello. Bravo Nicolò. Ha fatto una bella azione, un bel tiro. Ragazzi, vince la Tallolese sul Portoviro al momento. 1-0 Tallolese. Sì, no, scialla. Stiamo chillati, come dicono i ragazzi. Stai scialla. Stai scialla oppure stai chill. Chill. Oggi Eric incontenibile. Dobbiamo far venire sempre Adele allora Sì, le sì, partite. sì, sì. Non posso rispondere adesso. Tira, Filippo. Ah, peccato. Peccato. Ennesimo tiro in porta. Lunga. Mandai su. Dai che saliamo là. 3-0 di già. Dove? Non aveva a Canete. Sì, dai, ci sta. Fallo di Cliff a centrocampo. Ci sembra che oggi l'arbitro stia arbitrando discretamente. Bene. Era proprio lì. Rispetto alla media. Luca, brivido. Bene. La partita. Chi è che ti ha detto una cosa del genere? Non dirlo neanche. Guarda Cliff, bravo. Al momento. Bravo Cliff. Ma secondo te non si chiama? Dai Cliff! Fallo. No, veramente era mano, però vabbè. Il nostro gruppo di Ok, centro. Bravo Giatti. bene. È che Ricomincia sai, da quando centrocampo. una squadra è particolarmente scordinata rischi poi che Si facciano male, sì. capito? E quello Poi su un terreno così, bravo. per quanto adesso sia un po' mollato. Bravo Alessio. Bello! Filippo! Eccolo lì. Doppietta di Filippo su grande azione di Maghini sulla bravi, fascia. bello. Bella azione. Mi sono piaciuti. Sì. Sì. Hanno fatto un sacco di allenamenti durante le vacanze di Natale. Non sveliamo questi segreti. Ieri invece. Bene. Controlliamo. Ho capito. Sì, dai. Sì. È andata l'altro giorno dalla mamma.
Così si gioca, così si gioca, benissimo. No, questo è fallo. Verifichiamo un po' le partite. Allora, No, ma comunque in questo caso l'arbitro ha Arianese fatto bene vince. perché ha lasciato il vantaggio, poi quando ha visto che non si è concretizzato ha fischiato. Guardiamo le partite. Arianese 3-0 sulla Vittoriosa, beh, ok. Tagliolese vince 1-0 su Portoviro, Cavarzere 2-0 sul Duomo, 0-0 e Porto Tolle Badia 0-0. E invece quella del Borsia contro Pettorazza si è giocata all'11. E ha vinto il Borsia 2-1. Sì. E la Madonna Ha preso la palla, ha Santa, preso la palla. però no, la botta Alessio, sì, poi questo freddo. Il bello che sei, poi devo correre io. Infortunio a centrocampo per Alessio, speriamo niente di grave. No, non puoi andare Un po' di spray magico. Si gioca nel Venezia adesso. Sì, è stato acquistato dal Venezia. E poi viene riportato dalla Corriere, non so in che punto, quindi deve andare all'uscita dell'autostrada. Come direbbe nonno Maghini, vai cavallo! Bravo Alessio! No, sputtarmi anche tu però Alessio, mannaggia, Lo fanno Alessandre. Lo fanno tutti. Lo so, che schifo, perché Si organizza con i Covid anche perché vai Ale, bravo. Che fisico che c'è adesso. Cioè adesso quando lo vedi poi vicino Sì, no, ma oltre che porca essere alto è miseria. proprio strutturato fisicamente. Sì. Sì. Peccato. Ah, di là, questa difesa! Se giochi fai fatica chi è ragazzi lì. Aia, questa. Arbitro, se senti i colpi da qua. Copri. Va bene, sì. Chiedelo. Che la rinvia. Bello. Bravi esatti. Bravo portiere. Bravi! Stiamo giocando bene. Bellissimo questo. Anche Dai questo. Eric, che c'è? No, peccato. Peccato, azione bellissima. Al secondo tempo tira giù il ghiaccio di là. Gli dà una mano qualcuno di un po' più alto? La palla non la prendi mica. Un'altra palla, dai. Jacopo vai a tirare giù il pallone, va. Esatto. Sì, il sole. Speriamo che esca un po' di sole. Forse nel secondo tempo c'è il sole a scaldarci. Fascia, non centro. Un saluto anche ai nonni Goldin che oggi di solito sempre presenti. Copri.
Ma oggi non li vedo. Bellissimo! Bellissima azione, bellissima. Gol. Bravo, sia Savioli. Nicolò e soprattutto anche Alessio. Gli ha fatto Perché un Alessio bellissimo è generoso. passaggio. Lui Sì, passa sempre la palla. Ha fatto il suo gol, ha detto. e Basta, adesso uno, non voglio a strafare. posto. Bravo Alessio. Marcatori. Ah, ma tu al 3 non hai messo marcatore? No, io non chi l'ha riesco. fatto? Giatti. Allora, aspetta. Allora, Il terzo Giatti e il quarto Savioli. Giatti. Ok. E poi Giatti, Maghini, Giatti, Savioli. Giusto? Sì. Ok. Beh, perché non me lo aggiunge? Sì, 90 metri. Guarda come si gioca. Questi contrasti qua sono sempre difficili. Un po' di casino, un po' di confusione in questo momento. Lascia. Fallo laterale per noi. Mamma mia che brutta. Al momento Tagliolese è 1-0. Ma non è ancora finita. Però non Ha avuto un paura lì che gli Sì, arriva. grande Eric sulla fascia. Un po' troppo. Un po' troppo. Porca miseria, Un po' botta. Sì. Un po' troppo. O un ginocchio contro ginocchio. Mamma mia. Oh là. Riccardo voleva farci fuori a tutti? Sì. Aspetta che va a recuperare la palla. Ah, è già andato. È il No, è mister andato. di seconda. Questo. È il mister di seconda questo. Nostro. No. Loro. Nel senso che al genitore. Ah, è lui, eh? Smartis. Ah, scusa, non avevo capito. Cinzia, lo sai che agli uomini bisogna spiegargli tutto preciso, perché insomma... Signore. Dai, piedi, riprendetevi. Dai. Dai anche cross. Ma cosa vuoi che crossi? Ne ha due. Ma alla toccata, secondo la nostra opinione, non sarebbe stato calcio d'angolo. Comunque, Quando finisce il primo tempo ti racconto la prima avventura arrivati al bed and breakfast. Della serie di Mito fa benvenuti a Napoli. Bravo Matteo. E la Madonna, arrivano su come dei cazzo. bellissimo. Bello. Peccato. Ma Alessio non Piano, molla. no, Alessio Mai. Alessio è un mastino. Porca miseria. È un cagnasso. Attaccato Corre, ai Daretti. corre tanto. Non corre che Dio Fiamme da capo. Stai lì. Arriva, te la che arriva lì. Dai Cliff, va bene! Dai Cliff. Vai Lugo. Devo dire che oggi stiamo guardando una bella partita. Anche lui è strutturato bene. Anche lui fisicamente. Peccato. Calmo. Peccato, Dai, peccato. Vai respirare un attimo. Vedo che è ancora là. Se no, morto. Dieci minuti circa alla fine del primo tempo. Siamo sul 4-0. Teoricamente sì. L'ha tenuto. Non farmi dire nulla, Andrea. No. Ci siamo già capiti. Mettila giù la palla. Insomma, non Un proprio passaggio un po' rischioso. Un po' rischioso, però ne veniamo fuori bene, dai. Ne Sì, veniamo dai, fuori bene. è andata bene. Esatto. No, Nicolò. Nicolò. Bravo. Ma sempre Fermala. questi passaggi. Fermala.
Lo fanno correre un sacco Clifford, poveretto. Infatti. Bravo Cliff sulla fascia. Oh, che È volato, peccato. Bellissima azione di Filippo. Si stanno trovando proprio Sì, sì. Filippo e Alessio oggi. Ma è una bella coppia di attaccanti, Filippo. Sì. bello, Bravo Nicolò. Bella Dai, apertura. Filippo. Ecco, Ah, peccato, fuori di pochissimo. sono stata indecisa di dire è entrato o è uscito? Esatto. Non capivo. Non dirmi che si scalda Champ. Sì, beh, lo farà entrare un po' nel secondo tempo. Sì. Martedì quando sono andato a prenderlo, sulla strada di turno, ora Champ come va? Ah, bene, bene. Ma come ti senti dopo un po' che non gioco? Ah, sono in formissima. Sei entrato in casa e ha detto oh male dappertutto. Vabbè, con me non potevo. No, dovevo sostenere il tutto. No, beh, l'ha sentiti più quelli della settimana scorsa, di giovedì e di venerdì. Immagino. Quei due lì li ha sentiti particolarmente. Beh, però io ho guardato un po' dell'allenamento, l'ho visto che comunque si muove bene. Vedi, al tuo momento. No, dai, insomma, ci vuole un po' di tempo. Bellissimo! Doppietta di Alessio. Bellissimo. La piazzata, è stato bravo qua. Ha aspettato, ho visto dove c'era il buco. È stato bravo. E mo... Io Cinzia fai te. No, fai, Dorina. No. No, è vero che questa è proprio bella. Basta, quindi Vabbè, dai. passala. Sul 5-0 ci sta, dai, che possono voler fare un po' strafare. Bellissima la foto che avete fatto. Ma Da Ludovico, sì, era il mio regalo di Natale. Belle, È arrivato un belle. po' dopo, però è arrivato. Ludovico, ho capito chi è. Guglielmo. Sì, che c'è la figlia Anita che viene alle case. Esatto, anzi saluto Ludo e invito tutti, se potete, avete voglia, 3 o 4 ne ha Ludovico. a Tre. fare Tre. la fotoritratto con lui perché ne vale la pena. La tira lì tanto adesso, guarda dove la tira. Guarda. Sempre. State tranquilli ragazzi, state tranquilli. State buoni ragazzi, non serve. Stiamo vincendo 5-0, non serve nervosirsi. Mamma mia, Frankie. Papà, lo sai che non siamo a foto. Perché ti sento? Bravo Nicolò. Vai Nicolò, Sì, grandissimo, sblocca Nicolò. Bello. Peccato, Dai, bellissima dai, azione comunque, bellissima azione. Bravi ragazzi. Nicolò è veloce quando parte. Sì. Ben ritirato. 5 minuti più o meno mancano alla fine del primo tempo. Meglio così, meglio così. Di così per fare i tortellini. Che dopo. Si arrabbia. Ha avuto un po' di sfortuna effettivamente. Che sfortuna anche questa. Dai, bravo il 10. bravo il 10 del Baricetta che ha chiuso all'ultimo momento in scivolata. Molto bravo. Ha Ma fatto un bel secondo me recupero. non hanno dei brutti giocatori qua davanti, insomma, però No.
Probabilmente è quello il problema. Urca! Chi l'ha fatto? Ma chi ha segnato? Piccolo. 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 Almeno recuperiamo anche le reti così, eh. Piccolo, sì. Oh, tre, avete fatto cosa che già? O è autogol? Autogol forse? Mi non confermate lo so. Matteo Piccolo? Non so, o piccolo o autogol, non so. Matteo Piccolo. Tu metti piccolo poi. A calare si fa sempre a tempo. Esatto. Adesso vedo i paretti. Bravo, Fini. No, da lì. Urca! Dagliela in mezzo a... Sì. Contraccambio a favore. sì. È più generoso Alessio. Sì, da quel punto di vista lì sì. No, è là in fondo. No, tranquillo, tranquillo, vai. È a 150-200 metri da qua. Stai scherzando? No. È un bar di paese, non è il bar del bar. È chiuso questo qui. Bella, Bello! l'idea è bella, l'idea è bella. Qual è la Mirna che sta arrivando? Cosa? Eccola lì. Che c'è? Sì, è a 150 metri da qua. In strada. Bravo Gabri. Mm. Ma l'8 e il 4 sono parenti? Perché dici? Hanno tutti e due i ristolini. Mi sembra si somiglino. 6 ragazzi. 5 o 6? No, 6. Esatto. 2 di Pippo, 2 di Maghini, uno di Savio e uno di Matteo Piccolo o Autogol, non so, insomma, si è capito. Bravo Gabriele. Dai Gabri! Tagliala ancora. Gliela doveva Anche ridare. Jacopo si scalda. Ah, sì. Buona domenica a tutti! Grazie, grazie ragazzi. Prevedo temporali sul centro di Rovigo. Perché lo fa entrare e l'ha convocato oggi, ma ha paura che non lo convoca domenica prossima con l'Ariano? Si è rimesso una Va ben tutto. Sì. Sì, dai. Va via. Vado al caldo. Ah no, si scalda lì perché non c'è spazio. di là. C'è poco spazio. Si scalda uno. Jacopo. Ah, meglio. Che c'è più spazio. Bravo Ricchi. Va bene, Dai, dai, va va bene, bene. va bene. Ma c'è la Mirna, l'ho Sì, vista. sì, è arrivata, è arrivata, è arrivata. Finito il primo tempo su 6-0 per noi, andiamo a bere qualcosa di caldo. A più tardi. Come... Oh, scusa, come si spegne?
Volante 1 chiama volante 2, volante 1 chiama volante 2, rispondi volante 2. Chi c'era l'altro, Andrea o Cizia? Al comunale di Papozze sta per iniziare il secondo tempo. Baricetta Union River. Ciao Giulia, ciao Alice. Buon inizio dell'Union River. Puoi anche insultare i telecronisti che sono scappati. Siamo in attesa dei telecronisti ufficiali. Contropiede del Baricetta, gran passaggio. Difesa dell'Union sembra venirne fuori. Bene, bravi ragazzi. Palla Maghini, gira piccolo, scambio a triangolo, bello. Calcio d'angolo per l'Union River. Eccoci, la partita è ripresa. Ecco qua, calcio d'angolo che sta per essere battuto. No, no, lascia stare a papà. Ecco che sta arrivando la telecronista ufficiale. Pensavo, ma qua dobbiamo aspettare ancora che questi telecronisti qua Peccano, scusate il fanno ritardo. pausa siamo ritornati. caffè. Dai, Aspetta, Biagio. Andrea, passa anche le altre copertine. No, Andrea, passa le copertine. Sì. E questo è quello di Simone, quello di Simone. L'altra. stamattina. Caduto. Hai caduto. Grazie. Ripartiamo da centrocampo. C'è Angelo. Contatto, Filippo, Giolo, al posto di... È fallo di Franklin. Guardate, c'è anche lui col microfono. Poi lo mettete vicino. Sì. Ah, e ha messo Jacopo al posto di Luca. Permettermi. Ah sì. Neanche visto. Neanche visto. Una piccola leggera differenza del pezzo. Sì, un po' più alto Jacopo lo è. Ecco qua, contropiede dell'Union River. Partiamo benissimo. Vai Filippo! Vai Filippo sulla fascia. Bravo il difensore che lo chiude in fallo laterale. Sto fregando. Ah, ok. Bel triangolo per gli scambi. Attenzione al centrocampo. Bravo Clifford. No. Ai. Aia. Ha fatto male Niccolò. Buono Niccolò, buono dai. Cinzia.
Stai scaldando. Tira Matteo. Sì, Matteo. Alessio. Alessio. Tira. Va bene, dai, va bene, ci sta. Prego. Si sta Grazie Omar. Champ, Poli, e quello è Chris. È ritornata Penso che sia Angelo, è Chris. la telecronista ufficiale di Sì. Urca Network, Ci siamo. la nostra Cinzia. Ho visto che Ha fatto un piccolo pit stop. Esatto. Mamma mia. Oddio. Un mitico gol Ma è entrato o c'è? con la testa, no, sta scaldando. Ah, ok. Si sta scaldando insieme a chi? No! Ah, ecco. È il settimo gol di Nicolò, doppietta. Doppietta di Nicolò. Allora, è entrato Giolo. Hai già detto le sostituzioni? No. È Ok. entrato Jacopo al posto di Luca. Vabbè, E bene. Filippo Giola al posto di Filippo Giacchi, giusto? Bene. Credo che avete sentito il terzo braccio destro della telecronaca, Quella Luca, Dorina. Ciao a tutti! Dalla regia come va? Bene, le mani? Mi confermate Savioli ha fatto Sì, Savioli. Sì, si è buttato. Ma che fallo? Ma no, Arbitro si è buttato. cosa? Che si è buttato lontano un miglio. Neanche toccato, ma infatti nessuno ha protestato. Bravo Alessio! Ecco il cavallo. Grande Alessio. Lo stesso, anche da per terra ha provato a tirare. No, così. Peccato. Ripartiamo da centrocampo. Tommaso. No, più veloce. Entra Champ, lo vedo che entra Champ. Ah, peccato. Hai mangiato la brioche? Sempre pronto per entrare ragazzi? Oh! Il nostro trenino, il nostro... Bello, bello, peccato. peccato. Ecco, un po' di Peccato. ghiaccio dalla rete di là. Adesso stiamo tirando giù il ghiaccio dall'altra porta. Esatto. Dai, era bello comunque. Esce Mi il dispiace 3 per Cliff, perché comunque Entra sta Champ. giocando bene. Vabbè. Ed entra Oh, Champ. Champ, dopo l'infortunio ritorna in campo. È già dall'andamento. Che hai detto? È già dall'andamento, non mi sembrava molto convinto. ma- Però sì, a casa sono giorni che dicevo voglia di giocare. Per chi non lo sapesse, Cinzia è la mamma di Champ. Se non si era capito. Bravo Eric. Tira mago. Dio santo. No, è palla. No, palla piena. Palla piena. Bravo, bravissimo Riccardo. Ecco Nicolò sulla fascia. Vai Nicolò. No. Bravo Champs. Eccolo lì Angelo, quello col cappellino. No! Ah, È quello col cappellino. bravo Ricky. Dove? No, che sta scaldando. Non mi sembra Angelo, scusa. Che Angelo? Sì? Falla girare la palla, bravi. Bravo, bella finta. Dai Eric. Dai, giocatela bene Champ, questa fatti palla. vedere. No. Allora, Tommaso... cazzo. Sti cavolo di passaggi.
Guarda che il 9 è libero. Difesa. Jacopo non si è scomodato più di tanto. Ha freddo, ha freddo. Ma Simone dove è andato, scusate? Simone era al bar con noi. Probabilmente c'è rimasto. Era al bar con noi Simone ed era con i Savioli. Ah, ok. Sì, sì, tranquilla. E c'era la Mirna. Ah, Sì, sì, c'erano tutti. Bravo. Bravo Alessio, lui proprio non... Fuori, fuori. Crea spazi, Alessio. Non Ma ti si è devi- messo il cerotto sull'orecchio. E c'è una papagna così di... Ho visto che c'è qualcosa di bianco. Mio papà, il nonno, nonno cosa dice? Loredano, dice: ora che non ti taglio le cinghie, penso che sia un diamante. Che- che sgarata. Qui non lo dice che ha sentito la botta, però. Sciocco, bello. Bello, Ah. bello anche questo. Bello, peccato, peccato. Sono stati bravi, sono stati bravi. Sì. Simo! Vedi, L'ho mi piace perché ha Anticipa. anticipato quello che poteva dire la mamma. Ma ti ha anticipato. Esatto. L'ha anticipato. Grande Simone, grande. Numero 1. Forbici. Sì. Sì, sì. Devi sempre fare così con le donne. Sì, tu le sì. anticipi. Tu anticipi, le spiazzi, le le spiazzi. spiazzi e- Le mamme poi. Eh, Forse è meglio che non vada oltre a fare commenti sulle mamme perché sono circondato da mamme. Esatto, occhio. È Angelo che entra. Alla sinistra. L'aveva detto la Dorina, Cosa? che era Angelo. Che doveva No, stare- non mi sembrava. Ah, non però, ti sembrava? Ho chiesto conferma al fratello, mi ha detto no, è mio fratello col cappellino, perché sono la Rottermeier. Giustamente. Sì, è quella che è. Allora, Sì, è Sì, vero. meglio. Non ci sono le sedie. sì, esatto. C'è da prendersi... Il tetano va bene. Non so se hai notato quando chiudi lo Attenzione che Skype? adesso sta ripartendo il baricetta. Però viene subito. Bello. Vai, Bellissimo, Pippo. bellissimo questo. Vai Pippino. Cosa? Fallo. Vabbè, l'arbitro ha fischiato. L'arbitro ha fischiato fallo in attacco di Ma Giolo. non è Giolo. Angelo, ma è Punchina. Ma da quando in qua c'è No, lo è Skype, tuo Punchina. Hai fratello? toppato, Biagio. Punchina. Eccolo lì, quello con la pettorina gialla. È arancione. Sì, anche l'unico che è rimasto. Esce Dusan. No, c'è anche Goldin e Poli. E anche Cliff. No, scusami, Camsi Che cosa? Quello è Poli. Sì. o Chris. Sì, no, forse Camps. Non entra. No, a destra. Meglio. Tiene buono per domenica. Ma cosa è? Ma penso che è calcio, no? Lasciali dire. Bello. Vabbè, dai. Un po' svirgolato. Ecco il baricetta che fa scaldare uno dei suoi. Per un cambio. Che quello che entra. Punchina è entrato al posto di Gabri. Gabriele ha giocato proprio bene. È stato Una bravo. bella partita, sì. E la Mirna prima al bar mi ha detto: ma c'era in campo mio figlio? Ho detto: sì, madonna, sta giocando anche bene. Ma non è che hai visto? E adesso l'ho tirato fuori. Oddio. Ha ragione però l'allenatore loro. È in mezzo a tre e il loro giocatore invece che star lì a dargli una mano è andato via. Oh, Riccardo corre ancora come un matto, Un maghetto. Maghetto
Bello. Solo che... È il vinello del nonno. mi sa che lì mangiano bene a casa Maghini. Eh sì, brodo de gaina e sciroppo de cantina. Sì. Che massime che mi dà la Cinzia. No, arriva da nonno Maghini, eh. Il primo anno che Matteo ha iniziato a giocare, che era un po' più magrolino, più piccolino, nonno Maghini mi disse: dammi a casa mia una settimana e tiro su mi con brodo di gaina e sciroppo di cantina. Non ha tutti i torti. No. Simo, vuoi? Ma sì, Ma sì, ma sì, dai. se insisti, mamma, va bene, dai. È solo per farti contenta, Certo. Oggi che c'è l'uomo. In avanti la palla, non indietro. Dai Filippo, bravo. Peccato. Grande Bravo, Alessio. non è mai sprecato una palla in No, no. avanti con lui. No, la recupera, stai tranquillo che la recupera lui la palla. Dio buono. Bello, bravo. Tira Frank. Ma no, cazzo, ma per... Ci stava il tiro. Sì, però, no, il tiro ci insomma, stava, ma c'ha tutto il Piede sbagliato, sinistro, piede sbagliato e tutto il corpo all'indietro. Vabbè, dai. Però resta che l'ho rubato sempre prima lui che ne Bravo Eric. Eric incontenibile, Bello. arca. Peccato. No, fare quei giochetti. No, mettere la così. Ti inizia anche Frank. mano. Sì, sì. Piccolino ma bravo. Morti clinicamente i miei piedi. No, io ho la parte sud del mio corpo, quella che appoggia sul cemento, che praticamente non esiste più. Che non hai il giubbino che arriva No. sul shop di cappette. E ciappette. Bravo. Nostra. I piedi. Oggi ho il 9. Che credo. Ma dai, ma no, è stato un contrasto di gioco, ragazzi. È stato un contrasto di gioco, Madonna Santa, si agitano per... Santa patata. Forse è meglio che faccia il commento alla partita, se no mi direi su ogni tanto. Vedi, Serve. chi è italiani. Sì, molto. Sì, è entrato. Champ, è stato Filippo Giolo, Punchina e Jacopo. Sì, anche se di Jacopo non se ne è accorto nessuno. Adesso vedrai che fa una grande parata. Bello. Bravo, rigioco. Sì, credo anch'io, Esatto. con la copertina. Esatto. Secondo me non è un Angelo, è proprio tutto bello coperto con tuta. No, quei passaggi lì, ma perché quei passaggi lì sfiompi? Sì? alza il cielo. Gira dall'altra parte. A me non sembra, non si sta neanche scaldando, è Poli quello lì che si sta scaldando. Bravo. Bello. Ripetere. Chi esce? Ok. Esce il esce 9. Adesso Vabbè, sì, dai, vabbè. che si riposi. Sì, esatto. Esatto. Bravo Alessio! Ma ed entra è Campsi, vero? No, è È Chris. Chris.
Abbiamo capito Ci abbiamo azzeccato niente. subito noi. Proprio calci. Sarà dentro che dentro dorme. al caldo. Non si spiega. Entra Chris, che anche lui fisicamente Non è messo male. No, esatto. Ah, peccato. No, no, ma ci arriva Ma l'ha Savio. presa male. Mm. Ah, Ma dovete capirvi però. sì, Riparte da Maghetto. maghetto. Abbiamo il mago e il maghetto. Dai ragazzi, su. Continuate a giocare. Bello. Bravo. È veloce, è veloce. Bravo Chris. Quanto siamo che mi sono persa? 7-0, credo. 7. No, e poi Angelo è quello seduto. Vicino a collo. C'è Edo e c'è Angelo. Edo non gioca. Ha giocato ieri. Perché Angelo si sta buono e calmo, invece lui si sta agitando praticamente il fratello. Ma sì, si riposa. Si riposa per Biagio. domenica, Biagio. Tu sta facendo giocare gli altri che non devono giocare. Non lui, No, lui chi? mio fratello. Hanno giocato e lui non gioca. Tira. Come sono messi gli altri, Simo? Ah, l'ha presa. No! Bravo, bravo Madonna. portiere, bravo il portiere. Poi cambia portiere, no, no. Esce il 9. Simona, Eccola Simona! Simona! È arrivata mamma di Tommy, Simona. Sono secondi. Bene. Bella notizia che... Dimmi. Fai 1, 2, 3, 4. Ti ho dovuto mettere la scuola, che rompi balle che sono. Aspetta, adesso ho tirato fuori un altro blocco che dobbiamo mettere a tempi petto, non c'è neanche se la vogliamo. Ragazzi, io. Cavarzene 4-0 sull'uomo. Vabbè. Il 300 è vero, l'alto polese sta fermo, non ha giocato. Cosa sta Vabbè, facendo l'Ariano? vincono 3-0 a tavolino, no? Sì. L'Ariano cosa sta facendo? L'Ariano vince 3-0 sulla Vittoriosa. No, è già calato un po' l'Ariano. Non le vince più tutte con quella stravanga di gol che faceva prima. No, ma in più se dice, ha detto Papa Goldin che... Ne hanno venduto 2. 3 mi ha detto 3? Palisaglioli. 3? Sì, hanno venduto la prima punta, mi ha detto, e poi altri. Sicuramente se sono stati venduti hanno venduti i migliori. Di solito. Il 10 è rimasto. Eh? Il 10 è rimasto. Chi esce? Chi entra, volevo dire. Esce. Esce Matteo Piccolo ed entra Poli. Severo o Severo? Luca. Siviero Antonio. No, Seviero. Mi sto incazzando una bestia. Che non era anche marcatore. Sì, era tra i migliori. Infatti. Era quello con più gol l'anno scorso, mi sembra. Tira. Adesso come primo Che casino. marcatore c'è Che Karim, casino. quello del Badia. Lui me lo ricordo. Quello che è sì. alto 2,10 m. Esatto. Mi ricordo il suo primo gol di testa che ci ha fatto, vabbè, lì è- bello, oh, cioè. Sarà alto come me quello lì. Bravo. Un giorno. Mi ricordo chi è che mi aveva detto di andarci contro di lui spalla contro spalla. Sì, vabbè. No, l'unica maniera lì di È lì che hai avuto la botta anticiparlo con uno così lo puoi solo anticipare, perché se ci vai di fisico perdi. Ah, beh, infatti. Tum. Dietro, riparti da dietro. Oh, Ecco, tocca la Jacopo prima palla a tocca la Jacopo. palla. La passa con delicatezza a Tommaso. Maghetto.
Eric, Champ. champ di testa. Quanti gol ha il centro? 3 o 4. Sì. Beh, quello che fece col Portotolle no, Madonna. Portotolle era. Sì, Portotolle. le due ha fatto doppietta. Fu mitico. Bravo Frank. Bravo, peccato. Bello. Peccato. Si sono intrigati fra di loro. Eric Attento dietro. Eric. E sta maglietta. Ricominciamo. Ho già detto ieri a papà che aspettiamo un attimo, se dobbiamo ordinarla anche noi. Bello. per prendere. A noi deve arrivare. Ah, che... Ho sentito stock. Spero che non fosse la testa. Bravo, Quindi ma proprio testa di Champ. Champ di testa imbattibile. Allargatevi, siete tutti troppo stretti. Come fai a sbagliare? Si sbaglia. attento, ma... Cosa c'è? Ah, si è crampo, No, forse l'ha toccato involontariamente. colpazzo. Dai, vai a dare una mano. Tommy. Senza pietà. Tipo Cobra Kai. Sì, gli ho detto a Jacopo, muoviti perché sennò ti congeli. Sì, ma se si muove con questo andamento qui, cioè... Sembra un po' Camsi in questa situazione. Gli ha fatto tenere perché aveva lo scaldacollo Il collo. arancione. Bene. Il Portoviro? Il Tagliolese è sempre 1-0. Ah. Ma Portogallo alla fine è una bella squadretta. Sì. È domenica prossima che dobbiamo fermare. No, dobbiamo vincere domenica prossima. Domenica dobbiamo prossima. Assolutamente. Prepariamo gli striscioni, Se ne prendono tanto domenica. Ah, mamma. Piano a parlare. Ma piano. Te lo dico io. Microfoni aperti. Così. Mamma mia. È vero, fino avanti adesso lo No. comprato, Ah, cazzo, ops. O per bacco intendevi dire, Cinzia? Bacco, Ah, sì. ok. Oppo bacco, non c'è sembrava. fiera avanti. Bacco. Infatti me ne sono accorta anch'io in questo momento, ho realizzato ora. Lo salutiamo se ci sta guardando. Ciao Fiora. Ah Simo, ricordami che ti devo ridare la carta d'identità. Cosa? Che non vede Fiora dalle piramidi. Girala di là, bravo, così. Beh, insomma, falla girare un po' meglio. Ma... Dai Luca, bravo. Dagliela, bello. Dai Luca. Ah, peccato. Bravo Frank. Adesso quando sì, un po' di confusione in campo. Sono stufati. Bello, bello. Peccato, peccato. Oh, c'è un buco qui, eh. Perché lui è salito e adesso... Anche perché è bravo l'11. Ah sì, non è male. Bravo. Ecco. Ah, Sì, ci stava il fallo. Ci poteva. Vabbè, dai, secondo fuori area. secondo me è cascato da solo comunque. Vabbè. Però per carità, poteva anche starci. Ah.
Vai di là, vai di là. Quanto mancherà, Andrea? Non ho il coraggio di guardare l'ora. 11:30. 15 minuti circa. Un quarto d'ora più o meno. Ah, è iniziata alle 11 puntuali. Non so, perché eravamo per strada quando è iniziata la partita. E c'era Omar che chiamava col microfono. Base 1 chiama base 2. Io stavo scortando la nostra telecronista ufficiale di Urca Sì. Network. Ah, Camsi è già lì pronto per andarsene. È già in giacca e cravatta, Camsi, Sì. per andare via. Camsi, Cliff e l'altro non sai che carriera. Questo? Bravo. Bravo di esterno, giusto. Savio. Bravo Savio. No, Ah. peccato. Maghino. Bello, bella triangolazione. vai. Bella questa, se non lo fai adesso. Cos'è? Cosa? Fuori gioco. Fuori gioco. Vabbè. Ma sei partito 2 metri dietro. Vabbè. Comunichiamo che Biagio è in agitazione perché non fanno entrare il fratello. Ma noi gli comunichiamo a Biagio che lo stiamo tenendo per domenica prossima, Esatto. che c'è lo scontro di Esatto, vertice. Non lo capisce. Ah sì, beh, sì. si è preso un pugno. Nello costato. stomaco. Sì. Se lo ricordate. Vabbè, Sì, ma perché quello su- Savioli, no? Quello su Angelo fu proprio... Palese. Sì. Mamma mia, che è stato proprio un gestaccio. Oh, ecco che Jacopo tocca un pallone e la ripassa. Con calma e con nonchalance. Urca. Che ha detto? No, uno della squadra. Ha fatto bene a dirglielo perché effettivamente entrano sempre un pochino. Sì, è l'8, che è l'unico che sta facendo. Bravo. La partita si è un po' bravo. spenta nel secondo tempo, ma ci Sì, ci sta. sono stati diversi cambi Sì, anche. però vai verso la palla, figlio mio. Aspetta che arriva sul Fuori piede. Questo gioco non era fuori questo. Grande. Bravo Jacopo. Comunque era un fuorigioco grande come una casa. Madonna. Comunque. Cosa è successo? Sì, sì, ha dato Cosa sta calcio d'angolo. succedendo? No? Ah, cambio. Ah, non ce la faccio più a tenere le ciappette sul cemento. Mettiti questo sotto. No, metto le mani. Dai. Ah, scusate, Niente. Andrea. i telespettatori capiranno la situazione problematica, credo. Comunque direi ottima chiusura dello specchio della Sì, è porta stato di bravo, è stato Jacopo. bravo. Simone ha detto che si è aperto a granchio. A granchio, sì, sì. Beh, sì, per coprire più lo specchio della porta. Il granchio blu. Esatto. Beh, è un bel granchione lì, Appunto. I granchi blu sono belli enormi. È bravo lui. Comunque quest'11 sì, L'11 è mi bravo. piace, sì. Bravo, bravo. Beh, strano.
Guarda che Cempe non discute mai con nessuno. È sempre così Sappilo. pacato. Cioè, ti dico onesto che ho scommesso che domenica prossima si fa perdere. Oh mamma signore. Renny, guarda che ti tiro le orecchie. Ci viene a vedere. Ieri sera mi sono capitati in casa tipo alle mezzanotte meno un quarto, Renny e l'altro ragazzo Sì, infatti lui è rientrato. Pizzo. Mi ha detto che c'era Renny ancora e Pizzo. gente in giro, tra cui Champ. Che poi mi ha detto, ma gioca Matteo domani. Sì, è un quarto a un quarto a mezzanotte e quindi sono entrati in casa Pizzo e Renny che avevano sete. E dico, beh, bevete. Ha smesso Pizza. Ha smesso di nuovo di giocare. Vabbè, quando mai hai giocato Pizzo? No, forse quest'anno. Vabbè, ma lì il problema è la madre. Io ci ho lavorato con la madre. Cioè, E arriva la diffida. Le prossime 18 partite non potremo più trasmettere. Oh mio Dio. e ora No, chi ma entra in quest'ora campo? sono tutti sotto la tavola, cioè con le gambe sotto la tavola. C'è il nostro regista, nonché direttore della fotografia, E che nonché z- tecnico del suono, Nonché regista universale che sogghigna. Con le mani viola perché... No. Vabbè. Dai Pippo. Ha Sì, 4 di bastoni sulla rete. Anche perché deve essere freschetta la rete, credo. Prima c'era tutto il ghiaccio attaccato. Mm-mm. A Padova c'è il sole. Qua no. Ah beh, ma non ne ho dubbi. Basta che passi Monselice, c'è il sole. E basta che passi il po'. Rovigo nella buca. Matteo, Dove è finito il champ? Chris. Matteo, tutte e due le parti l'orecchino. Sì? Ah, Sì, senza il mio consenso, il padre lo portò finché io ero a lavoro a fare il secondo buco. Però Noto una a faccia giochi dubbiosa del fatti- nostro si regista. stanno scaldando, vedi? Dai Eric. Bravo Eric. Aia, aia, Tira, dai. aia. Tira Savio. No, così, Signore. Fabio. Si vuole scaldare i piedini della mamma. A fiato. Prendi la schiaffi. Simo, ti è piaciuta Napoli? Hai mangiato un cuoppo. Eh Un beh. cuoppo, hai mangiato un cuoppo. Ah, pizza fritta? No, però volevo. Arriviamo del breakfast. Perché mentre mi avevo parlato con lui. A posto il check-in, abbiamo fatto le valigie, potevamo parlare alcune cose. Bravo Jacopo. Mamma mia. Mi fa, Cosa c'è? avete questo, io lo passo in soggiorno. Passo in soggiorno, tanti lo fuori subito. Ma io ho già pagato tutti l'agenzia. Ma non. Arriva il profilo quello. Ci ha provato. No, metti che noi sono abituati che la gente prenota su Booking. Booking sì, non è detto che per sì, forza sì, prendiamo sì, casi già. Potete almeno portata la ricevuta anche. Per fortuna. Però aspettiamo che arrivi. Ah, poi arrivate qui. No, ma mica arrivare. Non sei del nord, vero? No. Sul terrone. Non c'è Non ti preoccupare, poi ci sarà, risolviamo tutto con l'agenzia. Io ridere per tempo. Ho aspettato, ho chiamato e ho detto, "Ma ascolta, io ho trovato il numero, risolvo voi, perché io a voi vi ho pagato approfonditamente. Non so il perché non gli era arrivato, poi ha fatto il buonissimo. Vabbè, Vedi, mi manda subito il messaggio, tutto a posto, non avevo dubbi. Ah, ecco. Invece io quando sono andata a Ischia con mia sorella, dopo che mi sono laureata, abbiamo fatto un viaggio solo io e mia sorella. All'epoca c'erano le macchinette, quelle usa e getta, no? Ho fatto un sacco di foto
Quando siamo tornate, che chiaramente siamo partite da Napoli per tornare a casa, ho lasciato la macchinetta in taxi. Quando siamo salite in treno mi sono resa conto, cazzo, sì, la macchinetta fotografica, cioè l'unico viaggio che abbiamo fatto da sole e mia sorella non abbiamo neanche mezza foto. Ho provato a telefonare ai taxi, ho preso il taxi poco fa. Ah signor, tomate un po' mangiare. No. Bravo il portiere. Peccato. Eh sì, è stato un peccato, sì. Ce l'abbiamo tutta nel cuore. Beh, è vero, no? Beh, immagino, però insomma, sono ricordi. E lì ti giuro abbiamo mangiato una pizza fotonica a Ischia. Beh, Mi ricordo ancora il posto. bello questo. Bel lancio. Bello, Oh, peccato. E poi lì. E dopo l'anticipato. questo... Tira. Bello. Sì, madonna, sempre centrali le facciamo. Ma comunque dai, bravi. Me la raccontava lei stamattina. C'era sto mitico posto alla fine di Toledo, da Nenella. Completo, quindi Urca che l'ha mancato. C'è tutta la lista dei primi, dei secondi. Ho detto, vabbè, andiamo. Non prendono prenotazioni, Andrea. Apriva alle 7. Arriviamo alle 6, c'era già 1,5 chilometri di fila. Ho detto, ciao. Sì. Non accettano prenotazioni. No. No. No, anch'io quando sono andato a Napoli non sono mica riuscito ad andarci a mangiare. La Nenella? Devi mettere lì a luna. Ho trovato comunque dello stesso. Ma sì. Porca miseria. Siamo andati a mangiare la trattoria da Carmine. Buonissimo. Ma sono andato a mangiare questi spagnoli. Sì. Ma anche noi eravamo sempre lì. Di spalla. Spinto? Sì. Adesso. Bravo anche, bella partita anche di Maghetto. Maghetto Sì. Maghini. Bello. Bella partita di Maghetto. Lì dovevi metterle in mezzo. 3-4. Chi ha fatto il gol dell'uomo? Pierantoni. Sempre lui segna. Gli altri come sono? Un rimpallo fortunato. Bravo. E l'altro comunque la Renese ferma per il tiro? Bravo. Al movimento. Ma il fisico ce l'ha. Sì. È che poi al momento del tiro. Adesso sì però. No, non ci credo. Mamma signore. Benedetto. C'è il tappo. Angeletto, cosa stanno combinando tra Sì. di loro? Un po' più decisi magari. Un po' più decisi. C'è il tappo nella porta. Quanto manca, ragazzi? Mancheranno 5 minuti. Più o meno. Quasi 88. Sì, no, meno. 2 minuti. Mamma, niente. Bravo niente, portiere. niente. Bravo. Rimettila. Mettila in mezzo. E adesso? Niente. No! Ma dai. Basta. Porta chiusa. Non si segna più. Piedi storti. Però ti servono i guantini tagliati almeno. Ma non è vero, un po' ti proteggono. Ah. Non devi sfidare il Duomo, mi prendo Caruso a uomo. No, metteranno per uso. Sì, non ho ferro. Sì, ma mi raccomando. Se la fanno in settimana? Sì, è sempre infrasettimanale. Ah, sì? Sì, non ce l'abbiamo tutte e tre. Ah, Troppo. Ma adesso in settimana in Due. due. Secondo me si sono pestati a vicenda. Credo anch'io. Ah, quindi sempre le stesse le facciamo in settimana? Duomo e Grignano, no? E Ficarolo. E Ficarolo. Meno male sono tutte vicine.
Sì, a parte Quindi solo tra Ficcarolo. gennaio e Vabbè, ce l'abbiamo in febbraio. casa, Ficcarolo. Sono tutte e Ah, tre in in casa? casa. No, Duomo fuori. Vabbè, ma il Duomo è come se fosse ancora più in casa. Anzi, meglio. Vado a piedi. Esatto. Bravo Jacopo. Perché la fate rimbalzare? Dai Poli! Beh, forse un po' lunga. troppo peccato. Ah! Dai che va bene ragazzi, dai. Ragazzi! Ma parlando di cose serie, Mi è piaciuto il commento che ha fatto il difensore del Baricella. cosa ha detto? Guardami, non parlare. Giusto? Ditemi voi, Dove è ragazzi. Champ? Esatto, ma dove è Champ? Ah, lì in mezzo. Champ. Cosa volete fare? Ma tu? Dov'è che devi Bravo Jacopo! scritto scatto? No, qui carpale, ma non lo so. Ah, non sai. Allora, venerdì devo andare al mio medico. Scusate l'urlo. Ultimamente non sto andando male. Onestamente ho paura a farlo, perché io questo qua l'ho fatto giù. A chi un po' della mano, l'ho operato anche mia mamma. Però a Bologna c'è Rizzoli volendo. Però insomma Dorina vedi tu. Siccome ultimamente Non ti dà noia? no, E allora aspetta. però devo vedere quanto tempo ancora posso rinviare, se no non mi frega niente, rifaccio poi tutta la visita, cioè non mi frega niente. No, sì, Però ma sì. perché stare fermo un mese più, perché là non devo proprio fare niente. Perché qua su è tutto un po' fermo perché hanno bloccato i finanziamenti, quindi No, tutte no, le mi hanno operazioni chiamato, non... mi hanno Ah, ti chiamato. hanno già chiamato? Allora, quando ho fatto la visita volevano operarmi a settembre, volevo subito operarmi a luglio, oddio. Chi è? Ho detto facciamo a settembre, mi hanno chiamato, me l'ho detto, non l'avevo beccato la telefonata, non mi hanno più richiamato. Mi hanno chiamato per farmelo a novembre, ho detto no guardi, al momento non posso, ho detto di chiamarmi a febbraio. Però ti ripeto, siccome non vedo l'urgenza, onestamente voglio Aspettare non troppo. Ma cosa che devi fare? tu ne carpale. Ah, Quindi Io l'ho già scegliamo fatto una qua, data, quindi so una che- totodata. vabbè, io a maggio mi devo operare al piede. Quando a maggio? Dove? Vabbè, dai, facciamo prima di maggio, Al fizzata. Cevalgo? Già fatto 2 anni fa, l'altro piede. Adesso devo fare l'altro. Come tua cugina? Ci siamo operati lo stesso giorno, Ma dai! nello stesso istituto. Eravamo praticamente in camera Male la insieme. Sì, sì, no, veramente. Prima è entrata lei, poi sono entrato io, Precedenza alle donne, come sai. ovviamente. Che data vi piace? Dai. Ma in settimana di sabato, dite Come volete? è indifferente anche per me. Potrebbe essere anche un venerdì, Sì, un venerdì. dopo allenamento. Ma dobbiamo portare anche loro, dobbiamo andare tutti. Sì, dai, noi. No, sì, no. Mamma, queste teste. E quindi Io il 20 gennaio ho gli esami del sangue, quindi preferirei evitare il Io ci venerdì abbiamo martedì. precedente. Anche il speriamo che 26 se stavolta i pinguini volete. sono a posto. Ciao ciao. Ciao. Perché Riccardo mi ha detto la data di una. Mi sa che è Beh, a febbraio. dateci un occhio che poi ci scriviamo. Doppio palo. 4-3 è Cavazza dell'uomo. È sempre 3-0 l'Arianese. Sì. Al momento, sai che poi all'ultimo momento ti aggiungono i gol, boh, non lo so. Aspetta, Riccardo mi aveva detto di una. Ah no, è a febbraio, il 16 febbraio, che è una cena. Questa è una cena di Riccardo, me lo dice in largo anticipo, poi all'ultimo momento danno sempre forfè. All'ultimo momento dice, no, ma stasera cena a casa. Vabbè, è un classico. Ieri le ragazze del basket hanno perso di 4 punti a Ponzano. Ah, state brave. Ho visto che sono state anche tanti rientri, ma quasi Sì. tutte sono cambiate. Sì, insomma per fare un campionato di Serie B hai bisogno di La giocatrici. Cinti anche non c'è più. La Cindy ha fatto una scelta, è stata una scelta sua e gioca Mollato. con la promo. Ah, È finita! ok. Bravi ragazzi,
si finisce sul 7-0. Il Benti ha detto che c'è l'esame del sangue. Sì. Aspetta che do un aggiornamento sugli altri campi. La partita è finita. Andate in pace. Sì, ha fatto anche tanti cambi. Dai. Sì, dai, ci sta. Meglio il primo tempo del secondo, ma... Ragazzi, io mi alzo Allora, l'Arianese 3-0, Tagliolese 1-0 sul Portoviro. 4-3 il Cavarder sul Duomo, 0-0 Ficalolese Canale Bianco e Porto Tolle Badia. Il Porto Tolle vince sul Badia 1-0 al momento. In questo momento l'Union River è seconda. Ho già detto. Vi ricordo domenica prossimo appuntamento da non perdere contro l'Arianese. Scontro di vertice importantissimo. Eh sì, buona domenica a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci.